Buonasera a tutti ragazzi, ancora casino nella Chiesa Cattolica. Stavolta il Papa Nero, ma non il Papa Francesco, cioè il Papa Nero sarebbe il capo, il generale dei Gesuiti, padre Arturo Sosa. In un meeting che stavano di esorcisti, questo diciamo gesuita, che sarebbe il capo poi dei gesuiti, ha dichiarato che nel linguaggio, diciamo, spirituale, il diavolo sarebbe solamente un simbolo, non sarebbe, diciamo, uno spirito oppure una persona reale, ma sarebbe solo, diciamo, la nostra azione malvagia in effetti, quindi sarebbe solo un simbolo secondo lui. Immaginate gli esorcisti cosa hanno combinato, ragazzi. Giustamente hanno attaccato duramente questo Papa Nero, come lo chiamano, sarebbe il generale dei Gesuiti, che l'hanno chiamato eretico perché sta rinnegando millenni di religione. In effetti lui sta dicendo che il diavolo in effetti non esiste, ma sarebbe soltanto un simbolo. Cioè immaginatevi che davanti a un gruppo, diciamo un gruppo, erano tutti esorcisti là dentro, arriva uno e dice vedete che il diavolo non esiste, ma è una cosa che è un simbolo, è un'azione che l'uomo fa e quindi il diavolo rimane un simbolo, non come uno spirito impuro, non come lo conosciamo noi, cioè Lucifero, no, angelo caduto, ma è un simbolo che rappresenta quando uno fa qualcosa di brutto, cioè apri di cielo ragazzi, stavolta si sono proprio superati tutti quanti, cioè capisco che le religioni stanno toccando il fondo, però con questo si è proprio toccato il fondo, cioè negare l'esistenza del diavolo, cioè proprio un gesuita, che poi sarebbe il capo di Papa Francesco, ragazzi, questo. Partiamo che questo sarebbe il capo dei gesuiti, non stiamo parlando di uno così. E Papa Francesco viene appunto da questi gesuiti, perciò è stato nominato il Papa Nero perché loro indossano una tonaca nera, questo Arturo Sosa, quindi è scoppiato un finimondo tra esorcisti e giustamente questi gesuiti in effetti, quindi gli esorcisti continuano a dire che il diavolo è uno spirito, esiste, è reale ed è il principe del male, quindi gli esorcisti hanno fatto proprio un casino. Il male non è, come dicono loro, una cosa che è un simbolo di uno che fa un'azione, diciamo, malvagia. Il diavolo esiste davvero come persona, come puro spirito, cioè uno spirito impuro in effetti. Invece questo gesuita ha detto che il diavolo sarebbe il simbolo solo del male, ma non rappresenta una vera persona oppure uno spirito, non è come ci hanno detto in millenni di secoli di religione, quindi tutti quanti a dire che questo Papa Nero, anzi questo gesuita, è un eretico. Giustamente si sono ribellati tutti gli esorcisti. Dicono che la ribellione a Dio è una verità di fede che fa parte da sempre della dottrina cristiana. Quindi è un insegnamento che corrisponde a tutta la tradizione dei padri della Chiesa e dei papi. Cioè questa è una cosa fatta da tutti i papi. Ma arriva questo e dice no, il diavolo non esiste, è solamente un simbolo, sarebbe quando uno fa un'azione cattiva o malvagia, sarebbe così, ma non ammette che il diavolo sia uno spirito, un demone, cioè lui non ammette che ci siano queste cose, sono simboli per lui. Quindi ragazzi, veramente non so più che dire, qua più avanti si va e più, cioè Lucifero è equiparato a un simbolo, apri di cielo giustamente. Si sono scatenati sul web, organizzazioni cattoliche, cioè anche l'associazione internazionale esorcisti è scesa in campo, quindi ragazzi è scoppiato davvero il finimondo. Padre Sosa già in passato aveva detto delle cose, poi con questa proprio si è lasciato proprio andare, proprio una cosa al di fuori
difatti l'hanno detto, in pratica il Papa Nero è un eretico, l'hanno definito gli esorcisti. L'esistenza è reale, quella del diavolo, non è un soggetto personale, anzi è una persona che pensa e agisce e che ha fatto la scelta di ribellione a Dio. Quindi per loro il diavolo, Satana, come Lucifero, come lo vogliamo chiamare, è una verità, non è un simbolo massonico come vogliamo dire loro. Allora hanno ragione che questi sono massoni. In effetti, quante volte abbiamo sentito questa parola massone? Quindi allora stanno confermando che questi gesuiti in realtà insieme a questo Papa, che a me sinceramente non è mai piaciuto, lo ribadisco e lo ribadirò fino alla fine, che a me già questo Papa Francesco già non piaceva. Poi si mette pure questo gesuita generale, poi Papa dei gesuiti, cioè uno che dice che il diavolo non esiste, è solo un simbolo. Cioè tutte queste possessioni diaboliche, tutte queste cose malvagie non sono opera del diavolo, bensì siamo noi che siamo propensi ad fare una malazione. Quindi è un simbolo, non è il diavolo che ci tenta, quindi non esiste l'inferno, quindi sta rinnegando secoli e secoli di tradizioni cattoliche. Quindi davvero non so dove arriveremo, ragazzi, perché qua difatti lui dice non è una persona come è una persona umana, non è uno spirito, rappresenta la vita umana, cioè vuole dire che è un simbolo. Il bene e il male, dice, sono in lotta permanente nella coscienza umana e abbiamo modi per indicarli, cioè lui indica questo male come un simbolo, non come una persona reale, uno spirito, diciamo, o un angelo che si è ribellato a Dio. Lui indica come un modo di indicarle, una cosa che abbiamo fatto sbagliata, un'azione male, diciamo un'azione cattiva, un simbolo per lui. Cioè noi abbiamo fatto una cosa cattiva, non è stato, diciamo, la tentazione di Satana, ma bensì è una nostra azione. Cioè proprio si è toccato il fondo proprio in questa, difatti l'associazione internazionale esorcisti è scesa in campo, associazioni cattoliche, quindi diciamo che sta, adesso non dico che sta succedendo il finimondo, ma poco ci manca, quindi sì, al finale sì, però dire che il male non esiste è proprio poi da un gesuita che c'ha il Papa pure Francesco che era un suo, diciamo, collega, in effetti era, lui è il suo capo in effetti di questo ordine dei gesuiti, quindi proprio da lui di certo non se l'aspettavano che faceva questa dichiarazione. Quindi l'AIE, che è l'Associazione Internazionale Esorcisti, è scesa in campo e chiedono che questo padre Sosa vada via, perché secondo loro, di fronte a queste gravi e disorientate affermazioni, non è un uomo di chiesa e quindi è giudicato eretico dalla comunità, diciamo, degli esorcisti, che comunque fanno una vita brutta e lottano contro il male da sempre. Quindi ragazzi, non so che dire, la verità. No, guarda, proprio si tocca il fondo sempre, quindi negare poi, diciamo, secoli e secoli in 2 secondi con 2 parole è anche un po' troppo azzardato, diciamo così. Troppo, l'ha detto in una maniera proprio, poi davanti agli esorcisti, dai, lo potevi dire semmai in una tua, che ne so, congregazione, ma non davanti a centinaia e centinaia di esorcisti per dire no, il diavolo non esiste. Cioè già la mattina combatte questo avversario che va a fare possessioni, va a scacciare demoni, che fanno una vita sacrificata andando in tutto il mondo per vedere se a livello psicologico o è veramente qualche demone o entità o qualche spirito, viene all'improvviso, arriva uno della chiesa e dice no, quello è il diavolo, non esiste,
quando poi in realtà è vero che ci sono tanti casi che sono a livello psicologico, ma è pur vero, come disse padre Gabriel Lamort, che è morto purtroppo, che ci sono casi di possessione diabolica, ma sono pochissimi. Perché dice il diavolo in effetti non vuole che si sappia che lui esiste, questa è la sua diciamo, forza, che nessuno lo deve credere, questa è la sua cosa. Sì, sì, ha voglia, la chiesa è piena allora di diavoli in carne ed ossa, questo sì. Secondo me lo sappiamo bene che pure nella Bibbia dice che l'anticristo e tutti i suoi seguaci partiranno proprio dalla chiesa, quindi è che è d'obbligo che partano da qui, proprio da dentro. Quindi sì, sì, Giorgio, sì, molti di loro fanno i preti tanto per farli, quindi non esistono più i preti di una volta che credono veramente in Dio, lo fanno tanto per fare tanto, hanno denaro, hanno case, hanno chiese, hanno soldi, hanno amanti, fanno quello che vogliono, quindi al finale un prete è diventato come un mestiere, quando poi in realtà dovrebbe essere una vocazione, quindi vabbè, ma questo sarebbe proprio un altro discorso, però cioè questo gesuita stavolta si è messo nei guai perché comunque ora si deve prendere una decisione perché gli esorcisti sono andati da Papa Francesco, pure se sarà pure il capo dei gesuiti, vogliono che si dimetta come gesuita. Non è una persona di fede, quindi non tocca, è un eretico per loro e quindi va cacciato via diciamo, da questo cosa dei gesuiti. Lui è il capo dei gesuiti, quindi questa dottrina che fanno questi qua, diciamo in Argentina mi pare che stanno, quindi vogliono, non è che vogliono la testa di questo, no, è che giustamente dicono se tu non credi in Dio, non credi nel diavolo, non credi in questo, allora è inutile che fai il gesuita comunque è una persona cattolica, allora è come un prete che non crede in Dio, che lo fai a fare? E qui l'hanno detto giustamente gli esorcisti. Posso pure capire che tu non lo vuoi credere, vabbè, per allora vattene. Tanto se non credi nel male, non credi neanche nel bene, quindi. Comunque è successo un casino, ragazzi, che ho letto anche in tanti articoli su web, ma ne parlano davvero in tanti, quindi è scoppiato davvero il caos a finale, perché questa cosa di questo Arturo Sosa si trova quasi dappertutto, in tante lingue, in italiano, in spagnolo, quindi diciamo ha scatenato proprio il web in effetti. Cioè, come se Papa Francesco ora dice no, non esiste il diavolo. Sai che scandalo sarebbe in questo momento? E in effetti è quello che dicono gli esorcisti. Vogliono che proprio Papa Francesco prenda in mano la situazione e condanni il suo capo, che poi è il capo dei Gesuiti. Quindi tocca ora a Papa Francesco condannare il suo capo. Altrimenti, come già ben sappiamo, in questi giorni si sta parlando, vogliono che questo Papa se ne vada, perché in tanti hanno chiesto che vada via e Papa Francesco ha insistito che lui non vuole andare via, quindi già il casino ci sta sotto. Ora che è uscita questa cosa, peggiorerà la situazione, quindi vogliono cambiare Papa, non va bene questo qua, non va bene con la morale cattolica. Poi adesso è uscito questo fatto qui, quindi ora deve decidere se vuole rimanere papa, deve tagliare questa testa, la testa del suo capo, il capo gesuita Arturo Sosa. Quindi o credo farà questa azione e diciamo manda via questa persona che ha detto questo perché lui è il capo della chiesa, oppure deve abdicare e va via, si fanno nuove elezioni e si sceglie un papa nuovo. Quindi ora credo che l'hanno messo proprio nelle strette, quindi ora non può sfuggire più. Fino a pochi giorni fa poteva ancora diciamo tenere il comando, dire io, no, io finisco il mio compito poi me ne vado. Invece adesso si trova davanti a questa scelta che è giustamente di punire il suo capo, perché questo è il suo capo in effetti. Quindi ora lui è il ministro diciamo più importante della Chiesa
e deve dichiarare questa persona eretica. Purtroppo sappiamo che sia difficile per lui perché questo è il suo capo, quindi è il capo dei Gesuiti in persona, ragazzi, ripeto, cioè quello che comanda lui, che l'ha comandato per tanti anni. Quindi o Papa Francesco se ne va a casa insieme a questo gesuita qua, oppure Papa Francesco manda via questo gesuita e riprende le redini della Chiesa e incomincia a fare un po', diciamo, le cose per bene. Quindi mo sta a lui decidere che strada prendere, anche se come tante volte. Sì, ma guarda, è un casino al finale questo che ha combinato questo, cioè al finale non si capisce nulla, guarda, è un casino. Questo stavolta l'hanno fatta proprio grosso, cioè, ma poi dico io, no? È come se io vado in una, che ne so, faccio un esempio, vado da testimone di Geova e dico no, Dio non si chiama Geova, è normale che succeda il casino, no? Se io vado in una come si dice, una congregazione dei testimoni di Geova, così voglio andare per sfizio a fare questa, voglio vedere che cosa fanno. Posso dire davanti a tutti, Dio non si chiama Geova. Sarebbe ridicolo, ragazzi. Ma immaginate che questa è andata dagli esorcisti, che era una riunione degli esorcisti poi. Ha detto, ah no, quello poi il diavolo non è mica è proprio una persona oppure uno spirito, è un simbolo. Cioè tu ti immagini, no? La reazione degli esorcisti, che tutte le mattine si alzano e cercano di aiutare le persone che soffrono di questi disturbi. Che ripeto, il 95% saranno di natura psicologica, solo il 5% è di natura diabolica. Quindi partiamo da questo presupposto qua, che padre Gabriel Amort l'ha sempre detto: su 100 persone 95 hanno problemi mentali, solo 5 sono i casi veri. Quindi non è che tutti quelli che tengono questi problemi sono posseduti, partiamo da questo, sono sempre stati sinceri su questo. Quindi diciamo dopo un'accurata visita e tutto, dopo tanto tempo, se è necessario, fanno l'esorcismo, però ci devono stare tutti i presupposti per farlo, non è che arriva uno lì, incomincia, sì facciamo no, ci devono stare tante cose messe insieme che fanno pensare che questa persona sia posseduta, allora lo fanno. Se no va dallo psicologo, un problema psicologico, che il 95% è sempre così, solo il 5% è quello che veramente ci sta qualcosa dentro. Non dico che ci sia, come si dice, Satana oppure, ma qualche cosa di malefico dentro, quindi anche uno spirito impuro. Non è detto che ci devi trovare per forza Satana, oppure pure un demone, pure uno spirito di un defunto, quindi non è che trovi sempre Lucifero là. In effetti puoi trovare qualcosa di malvagio capitato stesso dalla stessa persona, che o a volte fanno quei giochi della tavola Ouija, a volte fanno sedute spiritiche, quindi a volte diciamo che la maggior parte è causata da se stessi, cioè hanno fatto qualcosa che ha liberato il male e ne ha preso possesso. Quindi diciamo che la maggior parte di tutti i casi che poi sono quelli là che vengono posseduti hanno avuto qualche cosa, hanno fatto anzi qualcosa che ha aperto questa porta, chiamiamola così. Quindi in effetti chi ha problemi di possessione ha fatto qualcosa di male, non in senso di male, ha provato a fare, che ne so, chiamare un morto, fare un'evocazione, prima l'ho fatto il video, un'invocazione, ho fatto la tavola Ouija, che ne so, ho provato a parlare con un defunto. Diciamo ci sono tanti modi e tecniche per riuscire ad aprire questa porta verso il male, quindi sono state vittime di loro stessi, quindi questo è. Quindi però è solo il 5%, poi gli altri problemi sono di natura psicologica. Quindi però il gesuita, che poi è a capo pure quell'altro, dai, noi ragazzi, non è che
E diciamo uno così dice no, quello va là davanti a centinaia e centinaia di esorcisti, tu ti permetti di dire no, quello poi voi vedete il diavolo come persona reale, invece quello è come un'azione, quindi è un simbolo. Immaginate ragazzi, cioè come la dovevano prendere questi? Comunque si è scatenato un casino davvero esagerato, quindi potete andare su tutte le web, basta che scrivete Papa Nero dichiara che il diavolo non esiste, lo troverete pagine e pagine proprio di questo padre Arturo Sosa. Difatti il Messaggero, ma tutti i giornali lo portano. Gli esorcisti contro il generale dei Gesuiti, il famoso Papa Nero che dichiara il diavolo non esiste. Quindi è su tutti i giornali, lo potete leggere ovunque, non è che lo dico io. Provate a girare le web e troverete un sacco di notizie, quindi è una cosa ridicola. Vabbè ragazzi, comunque vi auguro una buona serata, quindi se volete girate il web perché la notizia la trovate. Purtroppo la Chiesa sta andando sempre più indietro, quindi non so quando indietro andrà, ma di certo stiamo proprio messi male, pure a livello di religione, a parte il livello i cambiamenti climatici, ora pure i cambiamenti religiosi. Poi ci sta quell'altro che dice che veniamo dagli alieni, Mauro Biglino, che poi dicevano che era un famoso traduttore dell'edizione San Paolo. Poi si è visto in realtà che lui non è un vero traduttore, ma ha preso, diciamo, conoscenza di questa lingua, il copto, l'aramaico, da un professore di Milano, quindi ha fatto dei corsi, quindi non era proprio un traduttore, sai, di quelli che hanno studiato anni e anni e anni, no? Ultimamente, dopo il crack Bersano che lui è implicato dentro, che poi non l'ha mai detto quando ha fatto questa cosa, è uscita fuori ultimamente, si è messo a fare questa cosa della Bibbia, ma non era un vero traduttore di ebraico antico oppure copto, ha preso lezioni diciamo, da persone ebraiche a Milano. Quindi è come ha fatto un corso, è come se io adesso vado alla CEPU e vado a fare il corso di inglese in effetti, quindi mi vado a imparare l'inglese oppure il francese, vado in una scuola e mi imparo una lingua, anche riesco a capire più o meno le basi e vai. Quindi in effetti ognuno qua la mattina si alza e le spara le sue. Uno dice che Dio si chiama Geova, come i testimoni di Geova, che poi il tetragramma in effetti ci hanno aggiunto le consonanti. Quando poi ragazzi voi sapete benissimo chi sa la Bibbia, io non la conosco, vi dico però qualche cosina la so a volo. Dio disse perlomeno che nessuno deve né aggiungere e né mettere, se no sarà tolto dal libro della vita, cioè quello che lui ha scritto voi non ci dovete mettere nulla o aggiungere o togliere, quindi deve rimanere come lui l'ha detto. Mo tu testimone di Geova, ma non perché io voglio condannare questi qua, il nome di Dio è impronunciabile, cioè sono delle consonanti. Mo tu ci aggiungi le vocali, sta scritto sulla Bibbia, non aggiungere nulla o togliere nulla perché sarai tolto dal libro della vita, cioè sta scritto bello chiaro chiaro. Tu testimoni, ma non do la colpa ai testimoni di Geova questi qua attuali, io parlo del capo loro di qualche secolo fa, ha aggiunto le consonanti a questo tetagramma e è uscito Yahweh e quindi automaticamente poi in italiano significa Geova, ma in effetti il nome di Dio sono tutte consonanti, sono 4 consonanti ragazzi, quindi sono un nome impronunciabile, perciò lo chiamavano il Signore. In effetti non chiamavano Dio, chiamavano il Signore, però giustamente ognuno cerca di farsi spazio a modo loro, come pure certe religioni non accettano i santi come festeggiarli, e su questo forse io gli posso pure dare ragione,
Hallo, Fights Zugriff in Dodge tedesco. Quindi diciamo ragazzi che in effetti pregare i santi anche sarebbe sbagliato, perché anche il comandamento lo dice: non avrai Dio all'infuori di me, quindi non devi venerare altre persone, che poi possono essere tutti, quindi devi pregare solo il padre e il figlio. Quindi su questa cosa potrebbero avere ragione, che la gente si mette a pregare santi e madonne. E su questo quindi ci sono vari temi ragazzi, che da una parte vedi andiamo un'altra, quindi c'è proprio una confusione totale della religione. Quindi oppure tutte le statue, anche quello è sbagliato. Difatti non fare immagine e scultura di quello che sta nei cieli e nella terra, no? Quindi in effetti non si dovrebbero fare immagini o sculture, perché la Bibbia stessa lo vieta. Vabbè, ok. Vabbè ragazzi, vi lascio e ci sentiamo al prossimo video, e mi raccomando, la cosa è così, informatevi pure, vedete che è vero quello che sto dicendo. Basta scrivere ciao King, basta scrivere Gesuiti dichiarano che non esiste il diavolo, escono un sacco di pagine ragazzi, quindi andate tranquilli che è tutto vero. Quindi l'ho voluto dire proprio perché con questo Papa e questo da io non mi piacciono, quindi l'ho fatto questo video proprio perché non mi, da sempre l'ho sempre detto che sia Papa Francesco che l'ordine dei Gesuiti, che sarebbe sto famoso Papa Nero, non mi sono mai piaciuti, quindi sono dei massoni per parte mia, lo ripeto fino alla fine, non mi piace, quindi io ho sempre detto prego a Dio e a Gesù, quindi del Papa non me ne importa proprio nulla, nemmeno dei Gesuiti, quindi io devo dar conto a Dio e al Figlio, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, poi a nessuno più. Quindi in effetti il Papa questo qua non è un Papa come si deve, quindi non devo personalmente dare spiegazioni a questa persona. Quando voglio pregare Dio, Dio è ovunque, posso pregarlo qui con voi, posso pregarlo ovunque, perché Dio è dappertutto. Quindi posso pregare il figlio affinché il Padre mi aiuti, ma non è che mi posso mettere a pregare tutti i santi o tutte le madonne, perché intercedino per Dio, per Gesù. Ma scusatemi una cosa ragazzi, la cosa che io ho sempre detto e la ripeto, non ho perché voglio essere pesante, ma se io posso chiedere la grazia a Dio o a Gesù, dico Gesù fammi stare bene. Sì, Massimo, io guarda, io l'ho sempre detto, ma a me non mi piace, non mi piace, è più forte di me. È una cosa a pelle, non lo so, ma da sempre, io l'ho sempre detto a tutti, non è che mo lo sto dicendo, ma dall'inizio che l'ho sempre detto, questo è il Papa Nero, è quello che porterà il falso anticristo, il falso profeta, cioè gliel'ho detto davvero di tutte, secondo me non mi sto sbagliando proprio, eh. Mo adesso toccherà a lui eliminare il suo capo. Adesso lui per legge deve, diciamo, mandare a casa questo padre Arturo Sosa, che è il suo capo, in effetti, il capo dei Gesuiti, perché si è ritenuto, è diventato eretico. Lui ha dichiarato al mondo intero che il diavolo è un simbolo. Mo lasciamo stare se fosse o non fosse, la religione cattolica dice che il diavolo esiste e che è uno spirito e cose, quindi da una persona cattolica una cosa così non si aspetta. Lo posso dire io, lo puoi dire tu, lo può dire un altro, che può dire no, per me il diavolo non esiste, vabbè, ma io non sono nessuno, tu non lo stesso, ma un cattolico, uno che ha una congregazione di gesuiti, di Dio, di Gesù, si permette di dire una cosa così. Allora ora il Papa è costretto, anzi deve far mandare a casa il suo capo, sto padre Arturo Sosa, ma io credo che non lo faranno alla fine. Perciò in tanti stanno cercando che questo Papa vada via.
Quindi adesso vedremo la reazione di Papa Francesco, che quale sarà. Manderà via il suo capo? Sì, grazie, ma io questo, guarda, io a volte su temi religiosi abbiamo bisticciato proprio a livello, stava una signora che credeva a Padre Pio. Tanto di rispetto, guarda, grazie per Padre Pio. Non si mette in dubbio, è stata una persona di Dio, una persona che, diciamo, era servo di Dio. Non si mette in dubbio il suo operato, io non dico questo, eh. Io dico solo che non va pregato. Era un servitore di Dio, di Gesù. Io non metto in discussione questo. Io metto se io posso chiedere una grazia. Perché la devo cercare a Padre Pio o alla Madonna quando io poi posso chiederla a Dio direttamente? Perché devo fare il giro? Allora io lo dico a te, tu lo dici a quello e quello lo dice al capo. Ma scusa, se lo posso dire a capo direttamente, ma perché devo fare tutto sto giro io? Quindi a volte mi danno risposte, vabbè, per intercessioni, ma scusami, perché devono intercedere quando tu lo puoi avere direttamente da lui? Cioè io stamattina mi alzo, ho un problema, dico Dio aiutami, cerca Gesù, di a tuo padre di farmi stare bene, che ci sta di male? Io sono diretto, diciamo. Io, Dio, io e Dio, io e Gesù. Cioè non ho bisogno di girarci intorno per arrivare al... Allora è la stessa cosa che deve arrivare a una parte, invece di andare con la strada dritta, tu vai a fare il giro. Ma scusa, tu c'hai la strada dritta davanti a te, perché devi andare a fare un giro enorme per arrivare lì? È la stessa cosa, non cambia di una virgola. Perché io devo chiamare un santo in causa, chiedere il suo aiuto, poi lui deve chiamare il padre e il figlio, poi intercedere e lui dare la grazia a me? Ah, che casino sarebbe. Cioè, anche io a volte su questo canale hanno bisticciato su queste cose. Ma è la verità, non è che sto parlando di fantascienza o di qualche cosa. Poi tanto di rispetto per i santi, per la Madonna, per tutti, però sta scritto nella Bibbia, non l'ho scritta io, quindi vanno pregati il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità, che poi in effetti è una sola cosa, in effetti ragazzi, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo sono una sola cosa. Noi diciamo Padre, Figlio e Spirito Santo per modo di dire, però è una sola cosa ragazzi. Quindi opere che il Padre e il Figlio sono una unica cosa, in effetti sono una Trinità, ma è la stessa cosa. Quindi io perché devo chiamare in causa un altro per avere una cosa quando la posso fare direttamente da lui? Purtroppo la gente a volte o fa finta di non capire oppure è indottrinata, cioè capisci, a ragionare così e non ci puoi fare nulla, sono per forza così. La Bibbia vieta di fare sculture e immagini, cioè statue, immagini delle Madonne, queste cose qui, quando poi noi siamo pieni, in qualsiasi chiesa vai, a casa pure ragazzi, tutti abbiamo il crocifisso, tutti abbiamo la Madonna, tutti abbiamo la foto di Padre Pio. Per la Bibbia è sbagliato, ma la Bibbia mica l'ho scritta io. È la Chiesa che non ha fatto valere questa cosa qui. Quindi lo sbaglio è stato della Chiesa, manco dell'uomo. Poi l'uomo si ravvede e capisce. Come pure grazie, io ti dico il fatto del battesimo, no? Il battesimo si fa di solito quando uno tiene pochi mesi, no? Il battesimo in realtà si dovrebbe fare quando uno crede in Dio ed è convinto di quella cosa. Quindi io devo prima credere e poi posso battezzarmi. Ma un bambino di 3-4 mesi, 5 mesi, quanti mesi sarà, che capisce? Dice no, ma quella la mamma è cattolica e quindi capisce lei, sì, ma non deve capire la mamma. Non lo so. Io non ci sono mai andato, veramente sono andato in Vaticano quando stava Papa Voitiva. Ho ascoltato una bella messa che ha fatto. Beh, da quando è arrivato questo sia Ratzinger che questo qua, io non ho ascoltato più nulla.
No, grazie, ma è così, non è perché uno vuole criticare oppure vuole dire, è così. Purtroppo la Bibbia lo porta scritto che tutte queste cose, non è che io lo dico. Però puntualmente, allora, vedi in tutta Italia, pure qui a Salerno, si fanno, diciamo, le processioni per i santi, portano i santi sulla spalla, quando la Bibbia dice che non si devono venerare altre persone al di fuori di Dio, non fare immagini e sculture. Quali sculture camminano con preghiere, con rosari, messe? Cioè, dimmi tu. Di certo non possono dire che io ho scritto la Bibbia io, quindi non l'ho fatta io. Sì, Massimo, sì, sì. Allora hai ragione, sì. Si può ammirare Padre Pio, si può fare tutto quello che hai detto tu, ma non si può pregare, cioè cercare tipo una grazia, tipo queste cose qua, capi? Pregarlo, questo non è. La venerazione è una cosa e pregare è un'altra, cioè pure io, Massimo, allora anche io mi piace Padre Pio, anche io a casa ho l'immagine di Padre Pio, anche io qualche volta ho detto Padre Pio fammi stare bene, quindi però io nella mia preghiera quotidiana io prego Dio, poi nel finale della preghiera dico, Padre Pio, mettici la mano anche tu. Però la mia preghiera al 97% è dedicata a Dio, a Gesù. Invece la gente, il problema della gente, come mi disse anche il parroco di qua, non è il problema è che la gente si sveglia la mattina, invece di dire Dio Gesù aiutami e fai... No, la gente prega solo Padre Pio, oppure prega solo, capisci, solo Sant'Antonio, capisci? Si dimentica del Padre e del Figlio. Questo è quello... Il prete ha detto che chi sbaglia è l'uomo, non che diciamo diciamo il santo. Il santo che colpa ne tiene lui? È l'uomo che la mattina si alza e dice Padre P, fammi sta buono, Padre P, fammi il miracolo, Padre P. No, va pregato Dio, va pregato Gesù, poi puoi anche dire una cosa in favore di Padre Pio, del Sant'Antonio, di quello che tu, diciamo, tieni di più. Però pregarlo è una cosa e venerarlo è un'altra, quindi questa è la differenza. Quindi sono uomini di Dio, vanno rispettati, possono, anche io sono devoto di Padre Pio, lo ammetto, l'ho sempre detto, non è che, però la differenza è che io, come ti ho detto, prego Dio e Gesù, poi nel finale della preghiera, prima di farmi tre segni di volta della croce, dico Padre Pio, fammi stare bene, mettici la mano tu e finisce là la storia. Invece la gente prega ore e ore Padre Pio. È sbagliato questo è il discorso. Il discorso non è essere simpatizzante di Padre Pio, di Sant'Antonio, di San Gennaro, è che la gente si perde, questo è il problema. E la colpa non è dei Padre Pio o di un altro, la colpa è nostra che siamo dei fanatici a volte e che ti metti a pregare Padre Pio e dimentichi il padre e il figlio, no? Questa è la cosa, il concetto principale. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Mo chissà il Papa Francesco che cosa combina, non lo so. Non credo che riuscirà a mandare via il suo capo, anche perché, parliamoci chiaro, quello è sempre il capo dei Gesuiti, al finale. Il suo capo poi, quindi penso che ci sarà un buon combattimento, mo. Mo o se ne va Papa Francesco o se ne va Papa Francesco manda questo via. Mo vediamo la scelta del Papa. Ciao Massimo, ciao, grazie, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo.